Questi quattro delinquenti! Un gesto disperato per chiedere che venga restituito quanto loro hanno dato a Veneto Banca, solo che la situazione attuale è drammatica. Ore 15:30 Claudio Fagan lancia i suoi ultimi strali prima di essere portato via. Di poco lo precede la sorella. Per ore hanno tenuto in scacco la filiale di Veneto Banca in Piazza dell'Armi a Montebelluna, un simbolo per la cronaca di un gesto dettato dalla disperazione e non in un giorno qualsiasi. A 24 ore dal decreto che dà il via libera all'operazione intesa sulle ex popolari. Dubbi, inquietudini per il futuro, rabbia, come quella di Fagan, 62 anni, azionista. Ha perso 2 milioni guadagnati con una vita di lavoro e risparmi e quei soldi li rivuole indietro insieme alla sua famiglia. Con la sorella Mara entra in banca a metà mattina e vuole parlare con il direttore. Quando viene ricevuto, dopo molte insistenze, scatta la minaccia. La sorella ha una siringa contenente insulina piantata sul braccio e pronta a iniettarsi una dose che la farebbe collassare. Momenti di altissima tensione, i dipendenti chiamano i carabinieri, arrivano 3 pattuglie assieme al sindaco. Situazione in stallo, giunge anche un negoziatore della questura. Il dialogo è stato concitato, caratterizzato da momenti di riflessione e da altri di rabbia, ma è chiaro che ce l'hanno a morte quei vertici precedenti, la loro voce è quella della rabbia. Poi la decisione di un blitz per bloccare i due e sedarli, prima di portarli fuori. Non il primo gesto del genere per Fagan, che lo scorso anno aveva compiuto lui stesso il medesimo atto a Signoressa con il medesimo epilogo. Una vicenda simbolica, la punta di un iceberg, perché se oggi si parla di svolta e salvataggio, c'è un oceano di disperazione, quello degli azionisti, pronto a trasformarsi in tsunami. E oggi scoprono che il valore delle azioni è stato azzerato dall'operazione del governo e vedono svanire qualsiasi altra possibilità di rientro. Rimane il fatto drammatico di tutti quei soci, persone per lo più umili, che vedono il frutto di anni di lavoro e di fatica svanito. E questo lo dico con buona pace di chi pensa che basti salvare la good bank e pazienza per la bad bank.